Colleghiamoci con il Veneto, con Rosario Padovano, dove con lui c'è Pietro Ramuschin del Popolo delle Libertà di Portogruaro. Linea dunque al Veneto. Grazie, prendiamo la linea dal Veneto. Abbiamo invitato Pietro Ramuschi, ex presidente del Consiglio Comunale di Portogruaro. Insomma, c'è una situazione abbastanza movimentata all'interno della PDL. Parrebbe che lei avesse detto insomma di sì a Rodriguez sulla sua eventuale candidatura a sindaco di Portogruaro per il PDL. Poi abbiamo appreso da lei, e noi l'abbiamo letto attraverso un comunicato stampa, che lei appoggia Tabaro. Qual è la situazione attualmente? È una settimana da questa boutade di Rodriguez che ha creato scompiglio nel centrodestra anche a Roma, insomma. Beh, innanzitutto io devo dire che non ho mai detto sì alla mia candidatura all'interno del PDL. E questo è conclamato, insomma. Quindi oggi confermo tutto ciò, confermo che l'unica candidatura valida all'interno del PDL e dei partiti alleati è Angelo Tabaro. Quindi quell'esternazione fatta da uno dei consiglieri del PDL è stato solo a titolo personale. Ecco, mi risulta comunque che la cosa le abbia fatto un po' piacere, cioè Rodriguez ha detto ai giornali il candidato ideale sarebbe Pietro Ramuschi per il PDL, però lei il giorno dopo, come sta ribadendo anche adesso qui ai nostri microfoni, insomma sottolinea che Tabaro è il candidato ideale. Certo, io siccome ritengo di essere una persona seria, le candidature vanno concordate con tutti i partiti. Il mio nome non è mai uscito all'interno della coalizione, pertanto non vedo perché deve essere... È stata un'iniziativa personale di Rodriguez. Certo, insomma. È personale, quindi anche oggi io confermo che il nostro candidato a sindaco è Angelo Tabaro. Abbiamo solo dei piccolissimi dettagli all'interno di ogni partito, ma si definisce la lista civica di Angelo Tabaro un piccolissimo dettaglio. Ma no, non è quello il problema. Non è quello il problema, anche la lista civica ormai fa parte della coalizione, quindi... No, mi scusi Ramuschi, lei sta dicendo una cosa molto importante. Lei appoggerebbe Tabaro anche se Tabaro ripresenterà la sua lista civica. È importante perché molti esponenti del PDL a Portogruaro, penso a Lipani, penso a Scarpa, hanno detto che loro appoggeranno Tabaro qualora Tabaro fosse candidato del PDL. Allora io non sono spiegato. Angelo Tabaro quasi sicuramente entrerà a far parte della lista del PDL, cioè il sindaco del PDL. Ma certo, questo stiamo discutendo. Quindi la lista civica che allora rappresentava Angelo Tabaro farà parte della coalizione. Quindi tutti coloro che hanno corso con la lista civica di Angelo Tabaro correranno con il PDL? No, faranno la loro lista civica in aiuto al candidato sindaco Angelo Solo che Angelo Tabaro non farà il capogruppo, ma lo farà Vito Vittorio allora. Probabilmente sarà, non so, un problema è la lista civica questo. Io parlo per il PDL. Angelo Tabaro sarà il candidato sindaco del PDL, la lista civica, appunto. Perfetto, ringraziamo Pietro Ramuschi per queste importanti notizie. La linea alla redazione centrale. Saranno importanti e scopponi, però voglio vedere poi il prossimo anno cosa accadrà.